Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. A Messina rifiuta la proposta indecente di fare sesso con una donna e lo picchiano a sangue, 2 arresti per tentato omicidio in concorso. Il Viminale ha scelto il porto di Augusta per lo sbarco degli 87 migranti a bordo della Ocean Viking, la nave che è stata attaccata alla Guardia Costiera libica. Una lite per una ragazza si trasforma in un agguato a colpi di pistola, in manette un 19enne, il procuratore di Gela Bella, troppo facile procurarsi le armi. In videochiamata al carcere, polemica per il fermo immagine che ritrae uno degli autori della strage di Monreale che parla della cella con un amico. Etna, il vulcano continua ad attrarre turisti in alta quota nonostante la zona gialla, non tutti i comuni hanno adottato le ordinanze che limitano l'accesso. Anche rifiuti speciali ed Eternit, tra le tonnellate di spazzatura in via Calliope a Catania, i cittadini esasperati chiedono l'intervento di Comune e Gema. Calcio, 6 gol all'esordio per il Catania che stravince con il Foggia, 6 marcatori diversi contro un avversario troppo debole. Calcio, esordio con un pari per il Trapani a Casarano, al Capozza e Granata strappano appena un punto. Bentrovati. Massacrato e quasi ucciso per aver rifiutato di fare sesso con una donna. A Messina 2 stranieri sono stati arrestati per tentato omicidio in concorso. Al rifiuto della proposta indecente, l'uomo e la donna avrebbero iniziato il pestaggio culminato con una bottiglia rotta come arma per tagliargli la gola. Francesco Triolo. Una vicenda quasi al contrario, quella che ha portato a Messina all'arresto in fragranza di un uomo e una donna, entrambi stranieri, lui 45enne romeno, lei 40enne di origine serba. I due ieri pomeriggio stavano passeggiando in piazza Losardo quando hanno avvicinato un 45enne indiano. Fai sesso con lei, avrebbe detto il romeno indicando la donna. Al no dell'uomo è scattata l'aggressione a sangue. I due lo hanno picchiato con calci e pugni al volto, anche una volta a terra, ferito alla gola con una bottiglia di vetro frantumata. Solo la reazione d'istinto dell'indiano, che si è difeso con le mani, ha scongiurato il peggio. La chiamata al 112 ha fatto giungere sul posto le volanti della polizia che hanno intercettato i due autori con le mani ancora intrise di sangue, mentre l'indiano si trovava in stato di shock con sangue sui vestiti e una copiosa fuoriuscita dal collo. Per i due è scattato l'arresto con l'accusa di tentato omicidio in concorso tra loro. È stato scelto il porto di Augusta per lo sbarco degli 87 migranti soccorsi dall'Ocean Viking in acque internazionali. La nave della ONG è stata bersagliata alla Guardia Costiera libica. Oggi, dopo un lungo viaggio, l'arrivo sulla terraferma. Francesco Aloi. Prima il porto di Marina di Carrara, poi quello di Siracusa. Alla fine, per lo sbarco, il Viminale ha scelto Augusta. La Ocean Viking, nave della SOS Mediterranee, poco più di 24 ore prima è stata attaccata dalla Guardia Costiera libica. I colpi di proiettile si sentono abbastanza bene. Le armi indirizzate verso la nave della ONG francese per fortuna non colpiscono nessuno. Per 20 minuti ci hanno scaricato addosso una raffica di proiettili, mettendo seriamente a rischio la vita del nostro equipaggio e dei naufraghi che avevamo a bordo. Per fortuna nessuno è stato ferito, ma la nostra nave e i nostri mezzi di salvataggio sono stati pesantemente danneggiati. Tanta la paura tra gli 87 a bordo, tra donne, uomini e bambini, sopravvissuti al viaggio della speranza, soccorsi tra sabato e domenica in 2 diverse operazioni. Dalla ONG arriva la richiesta di giustizia e soprattutto un appello all'Europa. Chiediamo dunque che venga avviata un'indagine immediata, trasparente e indipendente affinché i responsabili di questo atto gravissimo vengano perseguiti e chiediamo che venga interrotta ogni tipo di collaborazione con chi compie atti di guerra illegittimi nei confronti di operatori umanitari e persone in fuga. Per il fondatore della ONG Open Arms, Oscar Camps, l'attacco rientra in una strategia delle milizie per convincere il governo italiano a rinnovare il memorandum d'intesa tra Libia e Italia a novembre.
È stata fermata a Trapani dalle autorità italiane la nave mediterranea dell'ONG Saving Humans. Il fermo amministrativo è avvenuto in applicazione del decreto Piantedosi. La nave sabato scorso, dopo aver soccorso 10 persone, ha disatteso le disposizioni delle autorità italiane sul porto di sbarco, che doveva essere quello di Genova, e invece si trovava nei pressi di Pantelleria e ha puntato su Trapani, dove sono state fatte sbarcare le persone. Il sindaco di Valverde, Domenico Caggeggi, è stato aggredito stamattina a pochi passi dal Palazzo di Città da un consigliere comunale d'opposizione che gli ha sferrato un pugno in pieno viso in piazza del Santuario, a pochi passi al municipio del paese. Prima di colpirlo, ricostruisce il sito lasicilia.it che riporta la notizia, lo avrebbe insultato e accusato: "Mi stai togliendo il pane per mangiare". L'esponente di opposizione accusa il sindaco di allontanare clientela dalla sua attività imprenditoriale e di pilotarla dai concorrenti, fatto che Caggeggi assolutamente smentisce. Una lite per una ragazza, una rivalità tra adolescenti che si trasforma in un agguato con 5 colpi di pistola. A Gela, un 19enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Il procuratore Vella parla di emergenza armi tra i giovani. GR Italia. Un pomeriggio d'estate, la zona della villa comunale di Gela, una strada trafficata, è qui che il 16 di agosto un diverbio nato da questioni sentimentali degenera in un agguato di sangue. Secondo la ricostruzione della procura, il 19enne Samuele Romano avrebbe atteso insieme a un complice non ancora identificato il 42enne Emanuele Cauchi, tutte e due con il volto coperto da caschi. Un regolamento di conti, un alterco e il manganello che Cauchi porta con sé e subito dopo i colpi d'arma da fuoco, 5 in tutto, esplosi da una rivoltella. L'uomo viene raggiunto a una coscia all'addome e soltanto il caso evita la tragedia. Un pensionato di 75 anni che si trovava a pochi metri non viene colpito. Romano, incensurato, si consegnerà ai carabinieri solo dopo aver saputo che era ricercato. È in carcere accusato di tentato omicidio, lesioni gravi e porto abusivo d'arma. La pistola non è stata ancora trovata. Ma ciò che colpisce è l'allarme del procuratore capo di Gela, Salvatore Vella, che sottolinea la pericolosa escalation di violenza tra i giovanissimi. Era già venuto fuori il fatto che a Gela circolassero troppe armi, anzi statisticamente probabilmente è veramente la città più armata d'Italia in relazione al numero di abitanti, facendo riferimento chiaramente ad armi illecitamente detenute. E le armi poi, arrivato a un certo punto, sparano, e sta avvenendo questo, non è la prima volta che avvengono per questioni futili tentati omicidi. In questo caso l'autore è un ragazzo di solo 19 anni che aveva la possibilità di avere nella sua disponibilità nel giro di pochissimo tempo un revolver che non ha esitato ad utilizzare in un agguato. Si cerca ancora il complice e l'arma e la sensazione che dietro a una rivalità adolescenziale si nasconda un fenomeno più grande, l'ombra crescente delle armi nelle mani dei giovanissimi. Circola sui social e fa discutere la foto di uno dei responsabili della strage di Monreale, Salvatore Calvaruso, in videochiamata dal carcere con un amico, sorride e molti si chiedono come sia possibile che tutto ciò avvenga all'interno di un carcere. Marco Gullà. Sorride, scherza, con un rosario al collo. Lui è Salvatore Calvaruso, il killer della strage di Monreale. In questo screenshot che circola in rete è in videochiamata con un amico del quartiere Zen. Si collega liberamente dal carcere e questo certifica ancora una volta la permeabilità dei nostri istituti penitenziari, dove ormai i telefonini entrano senza nessun controllo. La foto di Calvaruso, che ride in videochiamata, è stata divulgata da una pagina social che da mesi chiede giustizia sulla strage di Monreale. I commenti degli utenti sono durissimi. In carcere non devono esserci comodità, nessuna videochiamata, nessun beneficio. Chi uccide deve pagare fino in fondo, si legge. Oppure ci avete distrutto la vita e adesso ridete liberamente mentre fate le videochiamate. Ma lo Stato dov'è? Scrive un altro utente. Questo fermo immagine ha nuovamente acceso le polemiche mentre le indagini sul triplice omicidio del 27 aprile sono ancora in pieno svolgimento. Quella notte in via Benedetto d'Acquisto persero la vita Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo. A sparare, secondo la procura, furono Salvatore Calvaruso e Mattias Conti, mentre Samuel Acquisto, anche lui in carcere, li aspettava a bordo di una BMW nera, con cui poi fuggirono. Non c'è posto per operarlo. Da 11 ore un uomo attende al pronto soccorso dell'ospedale di Lipari in attesa che si riesca a trovare un posto in ortopedia in un altro ospedale siciliano. Il paziente, un operatore ecologico rimasto ferito in un incidente stradale, ha riportato 2 fratture a una gamba, ma nel nosocomio dell'isola dell'arcipelago dell'Eolio non è possibile sottoporlo a intervento chirurgico.
Nel catanese è scoperta la centrale delle auto rubate smantellate per rivendere pezzi al mercato nero. Un arresto e una denuncia dopo il blitz dei carabinieri ad Aci Sant'Antonio. Tonino De Mana. I carabinieri hanno arrestato un 33enne originario di Giarre per riciclaggio e ricettazione, scoprendo un deposito di mezzi rubati in un fondo agricolo non distante dal campo sportivo di Aci Sant'Antonio. L'area, già sequestrata lo scorso anno, era utilizzata per nascondere e smontare pezzi di auto, prevalentemente centraline e parti meccaniche, che poi venivano rivenduti al mercato nero. Il terreno, di proprietà di un 86enne denunciato in concorso, era nascosto dalla fitta vegetazione, chiuso da un grande cancello e da una recinzione che impediva di guardare all'interno. Durante il blitz, i militari dell'Arma hanno sorpreso il 33enne mentre smontava una Fiat 500L rubata alle Toianni, trovando altri mezzi già smontati fatti sparire tra Catania e Taormina. L'uomo è stato bloccato mentre tutta la zona è stata perlustrata per catalogare i mezzi presenti. L'area è stata posta sotto sequestro insieme ad un mezzo utilizzato per il trasporto dei pezzi e delle auto rubate. Una battuta di caccia clandestina al cinghiale finita male. Sarebbe questa al momento la pista più accreditata agli investigatori e non un tentato omicidio, quello di cui è stato vittima venerdì notte un allevatore 45enne di Scicli, da 2 anni anche pastore di un piccolo gregge, incontrata a Fondoliva lungo la vallate dell'Irminio. Andiamo sull'Etna, l'eruzione sembra in calo ma continua ad essere piuttosto alimentata e continua ad attrarre turisti in alta quota. Nonostante la zona gialla, non tutti i comuni hanno ancora adottato le ordinanze che limitano l'accesso. Luca Ciliberti. Le immagini in alta quota restituiscono tutta la spettacolarità dell'Etna. L'attività effusiva a 3.200 metri sul fianco meridionale del cratere di sud-est prosegue e alimenta un campo lavico articolato in più bracci che si propagano verso sud-ovest e sud. Il fronte più avanzato in direzione sud-ovest ha raggiunto quota 2.950 metri, il fronte più avanzato in direzione sud invece ha raggiunto una quota di 2.980 metri. Il flusso lavico emesso dalla bocca a 2.980 metri invece non è più alimentato ed è in raffreddamento, sintomo che il fenomeno è in esaurimento. Dal cratere di sud-est prosegue l'attività stromboliana con lieve emissioni di cenere che il vento ha spinto nella zona costiera tra Riposto e Torre Archirafi. L'Etna resta accessibile. Nei giorni scorsi il Dipartimento regionale di protezione civile ha emanato la zona gialla. Oltre una certa quota è possibile salire solo accompagnati da guide alpine o vulcanologiche. Le guide alpine e vulcanologiche dell'Etna hanno tracciato questo nuovo sentiero che gli permette di camminare con i turisti in assoluta sicurezza fuori dalle zone che costituiscono un pericolo per i turisti. Nelle ultime ore il Parco dell'Etna ha richiamato al buonsenso tutti i comuni che ricadono nell'area sommitale del vulcano. Le ordinanze di divieto arrivano però a macchie di leopardo, generando confusione. Stiamo adeguando l'ordinanza per la fruizione dell'Etna alle ultime prescrizioni del Dipartimento di Protezione Civile. Preciso che a luglio con il sindaco di Licogrossa abbiamo chiesto un tavolo tecnico in riferimento all'organizzazione della ZPP al fine di migliorare la fruizione in sicurezza del vulcano. In quota il fenomeno resta costantemente monitorato dai ricercatori dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia dell'Osservatorio Etneo. Sembrava aver rallentato la sua corsa, invece la bocca effusiva posta a quota 2.980 metri sull'Etna ha ripreso ad alimentare un flusso lavico che si propaga in direzione sud-ovest. Parte la sfida all'elezione del segretario regionale di Forza Italia. Il coordinatore regionale Marcello Caruso conferma la sua candidatura e rivendica i risultati del partito. Manlio Viola. Forza Italia si prepara alla grande sfida per la segreteria regionale del partito. È questo il vero scontro che si gioca in questi giorni fra gli azzurri. Le polemiche sulla candidatura di Giorgio Mulè alla presidenza della regione, che hanno irritato l'attuale governatore e candidato in pectore Renato Schifani, sono in realtà schermaglie in vista proprio di questa sfida. Nel 2026 infatti le realtà locali azzurre dovranno eleggere i propri coordinatori e in Sicilia questo apre all'emersione delle due fazioni in campo che si sconfrontano sotto banco da tempo, ma adesso emergono. Così da una parte c'è il presidente della regione Renato Schifani, sostenuto anche da deputati come Michele Mancuso, che governa il partito a Caltanissetta e che punta alla riconferma del suo uomo Marcello Caruso, attuale coordinatore azzurro nell'isola. Dall'altra parte c'è il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, l'eurodeputato Marco Falcone, ma anche il deputato nazionale Tommaso Calderone, solo per fare qualche nome noto. E questa è la vera sfida, quella per il governo del partito. Il resto lo si vedrà dopo, quando, eletto il segretario, gli equilibri interni saranno
definiti ed anche le attuali alleanze potrebbero cambiare. Intanto Moulet non molla e continua a stuzzicare Schifani. Il presidente della regione sarei io, lascia intendere raccontando come nel 2022 dovesse essere lui il candidato, ma la cosa non si fece perché non arrivò in tempo a spostare la residenza nell'isola. Una cosa sulla quale però è lo stesso Schifani a irriderlo, facendo riferimento all'esigenza di essere residente in Sicilia per candidarsi, proprio nella sua risposta di 2 giorni fa. Si avvicina la riapertura delle scuole con la campanella che in Sicilia suonerà il 15 settembre, ma i problemi rimangono quelli di sempre. Orazio Longo. 600 cattedre in meno, la riapertura della scuola si avvicina, il primo giorno è fissato in Sicilia per il 15 settembre, ma i vecchi e atavici problemi di organico e di organizzazione si ripresentano puntuali alla fine dell'estate, di ogni estate. Il mantra ormai è sempre quello, un'unica parola che non è merito, ricerca, sviluppo, sostegno, ma è tagli. Non solo nella nostra isola si intende, perché la questione è nazionale. Gli alunni diminuiscono, il deficit di natalità parla da solo e se in certe realtà le classi si possono formare è solo grazie alla presenza di popolazione residente non autoctona proveniente dall'Est Europa o dall'Africa. Ma alla diminuzione del numero dei nati e quindi degli alunni non corrisponde un'altrettanto diminuzione del numero di banchi nelle aule, che invece rimangono sempre numerose. Anziché potenziare l'istruzione, si decide di tagliare le cattedre e il personale ATA, accusano i sindacati, ingolfando le graduatorie, i concorsi, la qualità in senso ampio. Bisogna cambiare rotta immediatamente, ma affrontare subito il problema dei precari. Bisogna porre fine ai vari concorsi uno dopo l'altro, decidere una moratoria e nel frattempo assumere utilizzando il cosiddetto doppio canale, una parte dei concorsi, una parte delle graduatorie. È un'emergenza assoluta. Un'emergenza che riguarda anche la dispersione scolastica, che solo a Catania raggiunge il 25%, e la disastrosa situazione dell'edilizia scolastica in oltre il 50% degli istituti costruiti tra gli anni 50 e gli anni 90. Adesso una breve pausa, a tra poco. Cumuli di spazzatura in via Calliope a Catania, cittadini esasperati chiedono l'intervento di Comune e Gema. Sentiamo Tonino De Mana. Tonnellate e tonnellate di spazzatura riversate sulla strada che pian piano diventa sempre più piccola, rendendo problematico il passaggio delle auto. Rifiuti speciali e non che vengono bruciati. Eternit, con le sue cancerogene fibre d'amianto, disseminato in ogni angolo. A Catania peggiora di ora in ora la situazione in via Calliope, ormai ridotta in una mega discarica e con il rischio incendi che toglie il sonno a residenti ed operatori commerciali di Fondo Romeo. Abbiamo fatto più di una segnalazione tutti i giorni da circa 3 anni, ma negli ultimi 6 mesi non si fa niente, totale, si è bloccato tutto. Io la mattina bagno qui fuori per evitare che gli incendi entrino a casa mia. Rischio incendi, ma non solo. Da queste parti il vero incubo è la spazzatura. Io sono una cittadina che paga i rifiuti. La Gema davanti a casa mia non passa, non viene a raccogliere i rifiuti. Cosa devo fare, signor Sindaco? Ho fatto tanti appelli, li ho chiamati tempestati di telefonate, di messaggi, di fotografie della spazzatura, ma loro non vengono, non mi ascoltano. Purtroppo la spazzatura la raccolgono solamente in via della Regione. Come mai qua in via Calliope non passano mai? La bomba ecologica di Fondo Romeo è purtroppo conosciuta dall'amministrazione Trantino. Dopo i nostri servizi denuncia, il 30 ottobre scorso era stato effettuato un maxi intervento di bonifica. Oggi la situazione è tornata come prima, anzi, peggio di prima. Nella Valle dei Templi di Agrigento il sorgere del sole ha fatto da cornice allo spettacolo Il risveglio degli dei, suggestioni di luce e mito all'alba, per un evento che ha emozionato il pubblico. Davide Sardo. Un'alba carica di suggestione ha accolto nella Valle dei Templi di Agrigento lo spettacolo multimediale Il risveglio degli dei, firmato da Savatteri Produzioni. Alle prime luci del giorno, davanti al Tempio della Concordia, la magia del mito si è fusa con la forza della natura. Luci, musiche e narrazione hanno accompagnato il sorgere del sole, trasformando l'area archeologica in un palcoscenico a cielo aperto. Tra proiezioni, coreografie e scenografie evocative, divinità e figure mitologiche hanno preso vita, restituendo al pubblico l'atmosfera della grande Akragas.
Un'esperienza unica che unisce tecnologia e tradizione e che ha coinvolto centinaia di spettatori, turisti e cittadini emozionati di fronte alla bellezza senza tempo della Valle dei Templi. Perseveranza, regalità, modernità, eleganza. Con il risveglio degli dei la Valle non è solo custode di memorie antiche e patrimonio dell'umanità, ma anche spazio vivo, capace di rigenerarsi e di raccontarsi attraverso linguaggi contemporanei che esaltano la sua eterna sacralità. Può un grande dolore trasformarsi in energia? Si può partire da un pianto ed arrivare a regalare sorrisi? A queste domande risponde la mission dell'associazione BR1, nata per occuparsi della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. BR1 Happiness for Children nasce in memoria di Bruno Arena, morto in un gravissimo incidente stradale lo scorso anno, e per continuare il suo profondo amore verso i bambini. Oggi a Via Grande, giornata intensa con diversi appuntamenti dopo la messa celebrata all'arcivescovo di Catania Luigi Renna, incontri, intrattenimento per i più piccoli, spettacoli musicali e di danza, tavola rotonda e infine la presentazione dei nuovi progetti. Adesso una pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, il Catania si gode del successo sul Foggia e pensa al mercato. Sentiamo Marco Carli. 6-0. Il Catania domina l'esordio con il malcapitato Foggia. Sul risultato pesa l'inesperienza della squadra avversaria, composta da molti giovani che non possono opporre resistenza. Ma il sentore del possibile Catania che verrà c'è stato, in attesa di avversari di maggior calibro e dell'ultima settimana di mercato. L'alternativa sulla tre quarti, per esempio, Jimenez, Cicerelli, Stoppa, D'Ausilio, sono un lusso. Oppure la forza degli esterni. Casasola si inserisce, si rende pericoloso e ispira, come nel primo gol. Su il lancio per Jimenez, rigore e gol di Cicerelli che parte da dove aveva finito a termine. L'esterno destro ispira anche Donnarumma per il secondo gol, da quarto a quarto, tutto bello e tutto facile, come lo stacco di Gherardi che vale il 3-0 e la partita in ghiaccio dopo mezz'ora. Forte su rigore, da lui procurato dopo assist del solito Casasola, completa il poker a fine primo tempo. Nella ripresa, altre iniezioni di qualità, D'Ausilio lotta, pressa, corre, finta e inventa una bordata sotto la traversa. Poi Lunetta chiude il set dopo una fantastica rovesciata di Raimo. Toscano applaude, stigmatizza alcuni errori che ci sono comunque stati e pensa al prossimo avversario con il mercato di mezzo. A proposito, Caturano, nonostante le parole del tecnico del Potenza, resta un obiettivo, il primario per il Catania, ma va trovato l'accordo con i lucani. Come anticipato nel corso di anteprima corner ci sono però delle alternative. La prima al momento è Gori dell'Avellino. Leonardi, come abbiamo sempre ripetuto, è un investimento per il futuro con la possibilità di essere girato in prestito in una squadra del girone settentrionale. A centrocampo non ci dovrebbe volere tanto tempo per rivedere Di Tacchio in gruppo, ma restano in piedi le strade che portano ad un altro mediano. Buglio della Juve Stabio, un giocatore seguito eventualmente in uno scambio con Quaini, e sullo sfondo resta Tascone del Foggia. Esordio con un pari per il Trapani. Sentiamo Franco Cammarasana. Al Capozza di Casarano il Trapani strappa un punto che vale oro visto l'andamento della partita, risultato determinato da 4 interventi risolutivi del portiere Granata Galeotti, decisamente il migliore dei suoi, e dall'imprecisione sotto porta degli avanti del Casarano, che ha avuto una decina di occasioni per portarsi in vantaggio. I Granata hanno iniziato col piede giusto, subito pericolosi al quarto con un sinistro di Fischhaller parato da Chiorra, ma subito dopo hanno lasciato l'iniziativa al Casarano, nettamente superiore sul piano del gioco. La squadra pugliese ha sfiorato il gol al sesto, al 13° e al 27°, mentre al 29° è stato Galeotti ad opporsi ad una conclusione di Pinto. Ripresa sullo stesso cliché, anche quando Aronica cambia modulo inserendo una punta in più. Galeotti deve rifugiarsi in angolo al 55° e al 64° su tiri di Chirico e Caiozzo, mentre al 65° gli dà una mano Negro che salva sulla linea una conclusione debole di Marcore. All'87° il Trapani fa sapere di essere vivo anche in attacco, va alla conclusione con Grandolfo, ma è fuori misura. All'88° il Casarano concretizza gli sforzi andando in gol con Zanaboni, ma l'arbitro annulla per un fallo dell'attaccante su Chiareghin. Il Trapani trova così un punto, ma dalla lezione di Casarano deve partire per trovare gioco e identità.
È tutto, grazie per averci seguito, buona serata e vi ricordo questa sera Corner.